Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, in carcere per omicidio volontario aggravato il parcheggiatore abusivo che a Ognina ha ucciso a coltellate Santoré, 30 anni, pasticcere. L'assassino che ha tentato di fuggire, come vedete è un emigrato senza permesso di soggiorno e con precedenti. Anni fa aveva aggredito a pugni e calci i vigili che volevano multarlo. La città sconvolta per il delitto di Ognina, richiesti controlli dappertutto, presidi fissi, sanzioni. I catanesi lamentano la mancanza di sicurezza in città. Il dolore e l'amarezza del sindaco di Catania Trantino. Questi qua, dice al nostro TG, se ne devono andare. Messina, arresti domiciliari per un imprenditore che aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei barcellonesi. Anche a Catania soddisfazione per la sentenza della consulta che riconosce come figli di entrambe le madri i nati all'estero con procreazione medicalmente assistita. La Sicilia accoglie con il sole e con temperature estive i tanti turisti del ponte del 2 giugno. Calcio, il Catania è in vista di un mese decisivo per la programmazione di un campionato che vuole essere di vertice. Rinviato alla prossima settimana l'incontro fra Grella e Toscano. Altri sport, nel basket Trapani perde gara 1 delle semifinali scudetto con Brescia. Nella pallanuoto femminile oggi si assegna il titolo Orizzonte in casa contro la SIS Roma. Meta Catania dominante con Avellino nel calcio a 5. Bentrovati, cominciamo con Catania, il delitto di Ognina. Naturalmente l'assassino, come avete visto poco fa, ha tentato di fuggire ed è stato fermato dagli agenti di polizia in viale Alcide De Gasperi con i vestiti sporchi di sangue. Orazio Longo. Eccolo mentre tenta di fuggire. In queste immagini della polizia sarebbe John Obama, l'uomo arrestato con l'accusa di omicidio aggravato, 37enne originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo, emigrato senza permesso di soggiorno, che già in passato aveva fatto parlare di sé con l'aggressione ai vigili urbani di Catania nel 2019. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, terminata la giornata lavorativa al Bar 40, Santo Salvatore Giambattista Re, 30enne, padre di una bimba di 4 mesi, si era avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina, proprio di fronte al luogo di lavoro. Non appena il giovane è arrivato a metà rampa, l'arrestato gli si sarebbe parato davanti. Dopo qualche secondo gli avrebbe sferrato alcuni fendenti. Il giovane ha provato invano a difendersi, indietreggiando, e nonostante le gravissime ferite è riuscito a fuggire in direzione del bar per chiedere aiuto, lasciando una lunga scia di sangue mentre il presunto assassino si dava alla fuga. All'arrivo dei poliziotti, i dipendenti del bar e numerosi avventori hanno riferito i fatti, riportando particolari sull'assalitore. Sentita anche una coppia di giovani che si trovava presso il porticciolo e che ha assistito alla scena. Effettuata una perlustrazione nelle vicinanze, gli agenti delle volanti hanno notato l'indagato in viale Alcide De Gasperi all'incrocio con via del Rotolo mentre si allontanava correndo. Fermato, l'uomo aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. Durante le fasi dell'arresto avrebbe proferito frasi sconnesse e senza senso, pronunciando il nome della vittima che conosceva. L'indagato infatti veniva spesso aiutato dai dipendenti del bar che gli offrivano da mangiare. Da capire le motivazioni del gesto, forse legate a un diverbio per delle vaschette di plastica. Sul corpo di Santo Salvatore Giambattista Re sarà eseguita l'autopsia. I magistrati conferiranno l'incarico al professor Cristoforo Pomara. Il pubblico ministero ha disposto la custodia in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. L'omicidio di Santoré ha scosso profondamente Catania. I cittadini, come sentirete tra poco, si sentono abbandonati dalle istituzioni, impotenti di fronte alla violenza e al degrado. La città chiede sicurezza, rispetto e giustizia. Eva Spampinato. Mi sento perché lo conoscevo a Santo e onestamente non ce la faccio, ma non ne abbiamo sicurezza a Catania. Oggi in lutto non c'è solo il bar dove lavorava Santoré, c'è tutta la città, una comunità arrabbiata, indignata, che si sente sopraffatta e sola davanti ad uno stato di degrado che avanza.
Non mi sento sicuro a Catania, perché se succede questo e non è perché è stata una persona di colore, perché succede anche con le persone del posto. Uno esce con la paura, perché ormai le persone hanno questa aggressività. Oggi per oggi ci dobbiamo stare zitti. Abbiamo visto che proprio ci ha fatto paura, a me e mia figlia, che portiamo spesso la bambina qua, dove ci sono le papere. A Catania non si vive più, si sopravvive. Lo dimostra l'omicidio del giovane pasticcere, che non è stata una fatalità, non è stato un incidente, è stato il risultato di un sistema di giustizia e sicurezza che fa acqua da tutte le parti. Lo dice la gente, che oggi si ferma a guardare attonita il cartello di lutto appeso al bar. Lo dice Samantha, sua collega di lavoro, che accusa Santo non è morto solo per mano di un assassino, è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia. Santo è morto di negligenza da parte dello Stato. Continuava a rimanere là. Sì, vuol dire che non hanno i mezzi oggi per fare diversamente. In Italia la legge deve essere più dura. La colpa è del sistema. Qua l'Italia è questa, cosa dobbiamo dire? Il problema è mantenere un ordine pubblico, una polizia. È una città che potrebbe vivere di turismo e invece non possiamo vivere di turismo perché purtroppo non veniamo né protetti né salvaguardati. Abbiamo solo tante multe per i parcheggi, non esistono alternative. Ma quel che è peggio è che i catanesi sono rassegnati, consapevoli che chi rispetta le regole paga il prezzo più alto e che ci si deve salvare da soli. Adesso al nostro telegiornale il cordoglio per la morte del pasticcere Re e le amare considerazioni del sindaco di Catania, Trantino. Sorge l'amarezza, il dolore, lo sgomento, pensi a un ragazzo che non c'è più, pensi a una bambina di pochi mesi che non avrà più un padre e tutto questo inevitabilmente incide facendo maturare anche un senso di prostrazione. Noi dobbiamo reagire. Lo dobbiamo fare prontamente, dobbiamo concentrare gli sforzi ancora più di come abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo anche essere bravi a individuare delle soluzioni alternative, dove per noi intendo non solo l'amministrazione locale, ma tutte gli apparati dello Stato, anche perché viviamo in una condizione di debolezza endemica nel momento in cui i decreti di espulsione poi non possono essere eseguiti per varie ragioni che non sto qui a dire. Però la gente si attende di poter vivere in una città più tranquilla, in una città più sicura e questo lo si può fare laddove certi soggetti che sono stati ospitati, gli è stata data la possibilità di essere accolti, ma alla fine hanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità, questi qua se ne devono andare. Ultima pagina, Messina, provvedimento cautelare ai domiciliari nei confronti di un imprenditore che aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei barcellonesi, Francesco Triolo. Ancora violenza, ancora sangue a Palermo e ancora in coma il 43enne dello Sri Lanka, titolare di un'attività commerciale di via Dante, pesantemente aggredito in via Imera, colpito con una spranga da un gruppo di persone. Da giorni si trova in coma all'ospedale civico di Palermo e lotta tra la vita e la morte. La polizia indaga per tentato omicidio e soprattutto sta cercando di capire perché il 43enne, che è titolare di un'attività commerciale in via Dante, è stato aggredito. Gli agenti, dopo un sopralluogo, avrebbero trovato la spranga consegnata alla polizia scientifica per cercare impronte e per risalire agli autori del pestaggio. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato circondato dalle parti di via Emera da un gruppetto di 4-5 persone che forse, con l'intenzione di rapinarlo, avrebbero iniziato a picchiarlo. Per colpirlo, uno di loro avrebbe utilizzato una spranga in metallo. Nella stessa strada dove sarebbe avvenuta l'aggressione sono state analizzate alcune tracce di sangue. Ancora ignoto il motivo per cui si sarebbe scatenata la violenza. Chiusura dei centri Visodent, centinaia di cittadini da tutta la Sicilia raccontano le loro storie di pazienti che si sentono truffati, reato peraltro ipotizzato dalla Procura di Catania. Come muoversi per cercare di salvare il salvabile, recuperare il denaro? Lo abbiamo chiesto ai legali delle associazioni dei consumatori. Orazio Longo. Il fascicolo è aperto e sono sempre di più i pazienti che continuano a denunciare prestazioni sanitarie mai erogate o concluse nella vicenda della improvvisa chiusura delle cliniche Visodent. Il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è quello di truffa. Centinaia di segnalazioni da tutta l'isola con cittadini che si sono ritrovati all'improvviso senza cure, senza documentazione clinica o comunicazione ufficiale, lasciati con apparecchi odontoiatrici installati, interventi in corso e con finanziamenti attivi per prestazioni mai completate o nemmeno iniziate.
Cosa si può fare? Secondo l'avvocato Calì di Confconsumatori non tutto potrebbe essere perduto. Il consiglio è quello di inviare una diffida alla società invitandola alla prestazione pena la risoluzione del contratto e qualora dovesse continuare l'inadempimento si risolve il contratto principale e si risolverà anche quello collegato di finanziamento. Nelle more consiglierei di pagare comunque le rate perché altrimenti i consumatori, il danno e la beffa rischierebbero di essere segnalati quali cattivi pagatori in caso di ritardato o mancato pagamento. Per chi ha già pagato in tutto o in parte, il legale spiega che si ha diritto al rimborso delle somme, ma non conoscendo il futuro della società si dovrà capire se sarà possibile ottenerlo realmente. La Corte Costituzionale riconosce i diritti delle famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione assistita all'estero potranno avere 2 madri legali, una sentenza storica che tutela l'identità dei minori e celebra l'amore e la responsabilità condivisa, come nel caso di Catania di Vicky e Maria Rita con il piccolo Samuele. Eva Spampinato. Dietro a quello che potrebbe sembrare una semplice legge per gli altri, per noi c'è veramente stato un piccolo miracolo. Vicky e Maria Rita finalmente possono essere riconosciute dallo Stato come una vera famiglia e soprattutto come 2 madri. La Corte Costituzionale infatti ha pronunciato una sentenza che cambia il destino di tante famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero potranno finalmente essere riconosciuti come figli di entrambe le madri. Questa è una grande conquista, prima di tutto per i bambini, perché è il diritto del minore ad essere garantito, il diritto ad avere 2 genitori sin dall'inizio, proprio dal momento della nascita. Abbiamo avuto Samuele tramite il metodo Europa. Io sono stata la madre gestazionale, quindi quello che l'ha portato in grembo, e mia moglie Vicky ha donato i suoi ovuli. Finora solo la madre biologica poteva essere registrata all'anagrafe, lasciando l'altra, la cosiddetta madre intenzionale, senza alcun diritto. Sono andata io da sola a poterlo registrare. È una cosa importante che ci hanno fatto dichiarare il falso. Come è successo anche a Vicky Caruso e Maria Rita Bellaprima subito dopo la nascita a Catania del piccolo Samuele. Lo hanno raccontato nel corso di Sicilia 24 Focus di ieri. Al comune purtroppo chiaramente si trovavano sprovvisti di un foglio alla quale io dovevo firmare, perché io ho praticamente dichiarato il falso dicendo di essere stata una ragazza, una madre single. Una lacuna che la Consulta ha definito incostituzionale perché lesiva dell'identità del minore e del suo diritto ad avere una famiglia pienamente riconosciuta. Prima cosa succedeva? Una delle 2 madri doveva fare la richiesta di adozione? Sì, un'adozione che però non era l'adozione legittimante o piena, ma era la stepchild adoption. È la vittoria di una genitorialità fatta di amore, responsabilità condivisa e diritti finalmente riconosciuti. Complimenti ed auguri a questa nuova famiglia. Da oggi lungo ponte di giugno, di inizio giugno, favorito dal clima soleggiato e dalle buone previsioni meteo. Tanti turisti in circolazione già nell'isola. Francesco Triolo. Un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo e di temperature estive. Ecco quello che ci aspetta per i prossimi giorni e già oggi possiamo assistere ad una sorta di anticipo d'estate. Sole e caldo in generale in tutta la Sicilia, con temperatura intorno ai 23-26 gradi per la giornata odierna e venti che sono considerati deboli, con una leggera brezza di gregale che rende meno fastidioso il primo caldo. Le temperature poi aumenteranno nei prossimi giorni, un clima che favorirà anche le partenze in quello che è considerato un lungo ponte sino al 2 giugno e che per i messinesi si estenderà sino a martedì per la concomitanza con la festa della patrona della città. La Sicilia si conferma come una delle mete preferite, tanto che Palermo, dove all'aeroporto sono attesi 123.000 viaggiatori solo in questi giorni, Catania e la costa orientale dell'isola sono state inserite tra le 30 mete preferite dal portale di viaggi Olidu. Affollata Taormina, così come le isole Olie, agli imbarchi dei traghetti di Messina. Il traffico però è stato regolare senza alcuna attesa, nonostante in mattinata, a causa di alcuni lavori al porto di Tremestieri, parte del traffico pesante è stato dirottato alla Rada San Francesco. Anche Trenitalia ha aumentato i collegamenti per raggiungere più facilmente alcune delle località turistiche più apprezzate. Da domani e fino al 28 settembre, nei giorni festivi, 10 i nuovi collegamenti fra Messina e Patti sulla linea Messina-Palermo. Stamane a Giarre si è discusso di economia e politica nel corso di un seminario organizzato dalla diocesi di Acireale. A confronto imprenditori e istituzioni
per proporre iniziative concrete che favoriscano lo sviluppo della Sicilia. Simona Mazzone. Quando imprenditoria e politica si incontrano, nasce un workshop mirato a concretizzare nuove opportunità di sviluppo offerte dagli investimenti pubblici. Di questo si è parlato nella sala conferenze di Radice Pura a Giarre, grazie all'iniziativa promossa da Diocesi di Acireale e Fondazione Maria Barbagallo, nel corso dell'evento intitolato Territorio Ionico Etneo, visioni e prospettive. Accorciare le distanze tra la pubblica amministrazione e gli investimenti pubblici e le forze produttive affinché si rafforzi il tessuto lavorativo, che vuole fare sì che più giovani lavorino qui da noi. In una sala affollata da istituzioni, imprenditori e parte politica si è parlato anche degli interventi messi in atto dalla Regione siciliana. Il bando sulle strutture ricettive, 135 milioni messi a terra, a breve appunto uscirà il bando che servirà proprio alle imprese che operano nelle strutture, nel sistema della ricettività turistica. Un'altra cultura che si sta affermando, che è l'avocado. Faremo un'iniziativa a breve con la fiera di Rimini McFruit per valorizzare questa cultura, e infine il tema dell'acqua. Giorno 9 giugno farò un incontro a Catania per illustrare tutte le iniziative che stiamo portando avanti per normalizzare e regolarizzare l'approvvigionamento idrico in agricoltura. Faremo un bando sulla digitalizzazione, faremo un bando sulla ricerca, faremo un bando sulle start-up innovative, sulla ricerca collaborativa. Insomma, stiamo mettendo avanti una serie di idee, di proposte, stiamo portando avanti 6 bandi in giunta. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni di euro che noi gestiremo come FESR, poi c'è un'altra fetta di FSC. L'occasione è stata propizia per instaurare anche un dialogo tra pubblico e privato, grazie alla presenza di numerose aziende radicate sul territorio. Come ogni sabato torna Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti in diretta oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Al centro della nuova puntata i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, per i quali si voterà l'8 e il 9 di questo mese. Ci saranno da un lato Alfio Mannino, che è il segretario regionale della CGIL che ha promosso il referendum, dall'altro l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Razza. È il momento della nostra pausa, tra poco le notizie di calcio, basket, pallanuoto femminile e calcio a 5, subito dopo l'editoriale. Vi aspettiamo. Calcio e il Catania, dopo i passi per provare ad acquisire Torre del Grifo e la definizione del ruolo di direttore generale, affronterà giorni importanti sul fronte dell'area tecnica. Marco Carli. Da una settimana all'altra il Catania sarà chiamato nella prossima a fare passi definitivi nel percorso di programmazione della stagione prossima. Già cominciato con il lavoro amministrativo legato all'iscrizione, prima ancora con l'offerta per Torre del Grifo e la scelta di Zarbano. Grelle e Toscano si incontreranno, non l'hanno fatto questa settimana, e definiranno ulteriormente il progetto. La sensazione, come spesso riportato, è di una volontà reciproca di continuare insieme e di innalzare il livello per il terzo anno di C della società di Pelligra. Le garanzie su una squadra costruita per lottare per vincere. Toscano vuole provare a prendersi a Catania le stesse soddisfazioni che sono arrivate in altre piazze. Servono innesti mirati e serve riuscire a sfoltire l'organico per quei giocatori che non si vuole facciano più parte del progetto. La prossima settimana dovrebbe essere tutto più chiaro, compresa probabilmente la figura del direttore sportivo. Per quanto riguarda Faggiano, comunque smentite in modo netto le voci che l'hanno accostato al Modena. Anche in questo caso i prossimi giorni serviranno a dare un responso. Giugno è un mese importante. I successi della stagione che sta per iniziare dipendono anche dal buon lavoro svolto prima che la stessa stagione entri nel vivo. Il basket adesso sotto per tutta la gara. Trapani perde di 1 punto contro Brescia nella gara 1 delle semifinali scudetto. Domani sera, sempre a Trapani, in programma gara 2. Franco Camarasana. Esordio col piede sbagliato della Trapani Shark nella semifinale scudetto. Perde gara 1 ad opera di una Germani Brescia che ha sfoderato una partita perfetta, sotterrando subito Trapani con una gragnuola di canestri da 3, 12 in totale contro appena 5 dei Granata, fino a raggiungere un vantaggio di 17 punti, 33-50, a metà del secondo quarto, grazie soprattutto al trio Ivanovic-Bilan della Valle.
Partita comunque avvincente perché Trapani ad inizio del terzo quarto si scrollava di dosso la tensione della prima frazione, imponeva un parziale di 12-0 e si portava sul 59-61. Brescia però rimaneva concentrata in difesa, impediva a Trapani di mettere il naso avanti con i canestri nel finale di Robinson ed alla fine vinceva di un amen, 92-93. Domani sera, sempre al Palasciark, si giocherà gara 2 e stavolta ci vorrà un Trapani diverso se non vorrà compromettere la sua avventura nella semifinale scudetto. Pallanuoto femminile, oggi alla piscina di Inesima, la decisiva gara 3 della finale scudetto fra Orizzonte Catania e SIS Roma. Nel calcio a 5 la meta travolge Avellino nei quarti playoff. Marco Carli. Assalto scudetto senza appello. La gara 3 in programma oggi alle 18:30 alla piscina di Inesima assegnerà il titolo. L'equipe Orizzonte va a caccia del tricolore numero 25, il sesto consecutivo. Per la SIS Roma, seconda nella stagione regolare alle spalle della squadra di Martina Miceli, sarebbe invece il primo scudetto. La gara 1, giocata a Inesima la scorsa settimana, era stata una partita senza storia, 13-6 con il match messo in ghiaccio a cavallo del riposo lungo. Gara 2, in casa delle romane, è stata diversa, più equilibrata, con l'Orizzonte che dopo il vantaggio iniziale è andato di rincorsa, ma ha sempre trovato il pareggio, fino alla finale, quando 2 reti consecutive della squadra di casa hanno portato al 9-7 conclusivo e alla gara 3 di oggi. Costruirà in casa il proprio passaggio del turno anche la meta Catania, parliamo di calcio a 5 e ancora di playoff scudetto. In questo caso siamo ancora ai quarti, ma i rossazzurri hanno tutte le intenzioni di difendere il titolo dello scorso anno e dopo il 2-1 per Avellino in gara 1 hanno saputo rispondere al meglio senza dare alcuna possibilità agli avversari. 9-0 in gara 2, partita decisa già nei primi secondi con un 2-0 netto in meno di un minuto. Finora abbiamo dimostrato dopo lo scudetto di essere una squadra forte, abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati prima e abbiamo avuto il miglior attacco e la migliore difesa, quindi adesso i playoff sono un campionato a parte, può succedere di tutto in una partita, l'abbiamo visto ad Avellino, dobbiamo far sì che non succeda niente di negativo ma che succeda tutto di positivo e andare avanti. Gara 3 si giocherà sicuramente davanti a una gran cornice di pubblico al Pala Catania domani alle 20, in palio c'è la semifinale. Il delitto di Ognina ha inevitabilmente turbato e depresso Catania. Non si può morire così, vittima di un emigrato senza permesso di soggiorno e con precedenti, proprio perché sorpreso nel 2019 dai vigili a fare il parcheggiatore abusivo. 6 anni dopo, che ci faceva ancora lì? Indisturbato e armato di coltello, quindi pronto a colpire anche a morte. Che ci faceva ancora lì? 6 anni dopo. Se lo ha chiesto poco fa ai nostri microfoni anche il sindaco Trentino. Recentemente abbiamo dato il benvenuto al nuovo prefetto Signoriello, a lui ci rivolgiamo come al questore Bellassai. La domanda: non è possibile in città organizzare presidi fissi di polizia e carabinieri che, come nelle altre metropoli europee, prevengano tragedie come quella di Ognina e diano sicurezza ai catanesi? Non è possibile? Perché c'è paura tra i cittadini, inutile girarci intorno, la gente è arrabbiata, ma anche frustrata, l'avete sentito poco fa nel servizio di Eva Spampinato, è persino rassegnata per la situazione sicurezza. E certo non danno conforto i vigili che sono intenti a prendere le multe per il divieto di sosta. Non sono i parcheggi irregolari il principale problema di Catania, certo è un problema, ma non è il principale, perché certo ferisce e deve fare riflettere la denuncia del collega del povero Santoré. Lei ha scritto arrabbiata su Facebook: Santo è morto per colpa dello Stato. Che risposte le diamo? Solo il cordoglio, al quale naturalmente ci uniamo anche noi, e poi la rassegnazione? Ci fermiamo qui, prossima edizione alle 20. Grazie e buon pomeriggio.